Buongiorno e benvenuti. Oggi è martedì 4 agosto 2026. Il sole sorge alle 6:06 e tramonta alle 20:12. La luna si leva alle 23:36 e cala alle 11:51. Oggi è il giorno di San Giovanni Maria Vianney. Il nome Giovanni ha origine ebraica e significa dono del Signore. È un nome amatissimo, esistono oltre 300 santi e sante che si chiamano così. Il 4 agosto si celebra la giornata mondiale del gufo, il volatile simbolo della notte. Il gufo è un rapace che fa parte della famiglia degli strigidi, diffuso in quasi tutto il mondo. Secondo la leggenda, Gengis Khan fu salvato proprio da un gufo che lo avvisò dell'arrivo dei nemici nel buio. Per questo nell'antichità era un animale sacro per i tartari. Il gufo è un cacciatore inoltre infallibile, grazie al suo udito finissimo scova topi, scoiattoli e persino insetti, mentre durante il giorno riposa mimetizzandosi perfettamente tra i tronchi degli alberi. Tanti auguri a Greta Gerwig, che oggi festeggia 43 anni. Regista, sceneggiatrice e attrice statunitense, è diventata una delle figure più influenti del cinema mondiale contemporaneo. Dopo i successi di Lady Bird e Piccole donne, nel 2023 ha firmato il fenomeno globale Barbie, diventando la prima donna regista a superare il $1 miliardo al botteghino. Compie 46 anni Alessandro Di Battista, politico, scrittore e attivista romano. Noto per la sua lunga esperienza nel Movimento 5 Stelle con il quale è stato deputato, negli ultimi anni si è dedicato alla scrittura e ai reportage di viaggio, pubblicando diversi libri e documentari che raccontano le sue esperienze in giro per il mondo. Ed infine auguri a Meghan Markle, che oggi compie 45 anni. L'attrice statunitense, diventata duchessa di Sussex dopo il matrimonio con il principe Harry d'Inghilterra, continua a far parlare di sé per il suo impegno nel sociale e nel mondo dei media. Oggi vive in California con il marito e di 2 figli, portando avanti progetti legati alla comunicazione e alla filantropia attraverso la fondazione Hartwell. Aveva parlato con Vincent van Gogh definendolo brutto e trasandato e aveva presenziato al funerale di Victor Hugo. Quando Jean Clement morì ad Arles il 4 agosto del 1997 aveva ben 122 anni. Si spegneva quel giorno la donna più longeva della storia, di cui si abbiano prove certe. Sapevate che è possibile far muovere i treni con delle calamite giganti? Si tratta dei treni a levitazione magnetica, i maglev, che viaggiano sospesi di circa 1 centimetro sopra i binari grazie a delle potenti elettrocalamite. Senza l'attrito delle ruote, l'unica forza che si oppone è la resistenza dell'aria. In Giappone, infatti, un treno di questo tipo ha raggiunto il record mondiale di 603 km/h. Benvenuti al nostro appuntamento quotidiano con le stelle. Vediamo insieme cosa riserva il cielo per questo martedì di agosto. Ariete. Siete un vulcano di idee, ma oggi attenti a non essere troppo impazienti con chi vi circonda. Canalizzate l'energia per costruire e non per fare polemica. Toro. Le stelle vi regalano una splendida lucidità mentale. È il giorno perfetto per sbrogliare una questione pratica o burocratica che rimandavate da tempo. Gemelli. Siete distratti da 1000 pensieri e progetti estivi. Fate un bel respiro, focalizzatevi su una cosa alla volta e non caricatevi di troppi impegni. Cancro. Un pizzico di sensibilità in più potrebbe rendervi umorali in mattinata. Non fatevi condizionare dalle sfumature e godetevi le belle sorprese della sera. Leone. Siete determinati, carismatici e al centro dell'attenzione. Sul lavoro o nei progetti di gruppo, nessuno vi dirà di no. In amore è il momento di osare. Vergine. Giornata all'insegna del recupero psicofisico. Finalmente le tensioni accumulate si allentano, lasciando spazio a un bell'ottimismo e a nuove intuizioni. Bilancia. Sarete ottimi mediatori oggi. Se in famiglia o tra gli amici sorge un piccolo malinteso, la vostra diplomazia innata riporterà l'armonia in un lampo. Scorpione. Siete molto ambiziosi e determinati a raggiungere un traguardo. Continuate a seminare con fiducia. I frutti del vostro impegno sono ormai vicini. Sagittario. Il cielo vi invita ad allargare i vostri orizzonti materiali e mentali. Accettate un invito inaspettato
o dedicate del tempo a un nuovo e stimolante hobby. Capricorno. Sarete chiamati a gestire una scelta economica importante. Niente paura. Il vostro intuito e la precisione millimetrica vi eviteranno ogni passo falso. Acquario. L'amore richiede una piccola attenzione in più. Se avete trascurato il partner per impegni pratici, stasera rimediate organizzando qualcosa di speciale. Pesci. Siete super produttivi e pieni di inventiva. Sfruttate questa splendida giornata per riorganizzare la vostra routine e alleggerire l'agenda della settimana. Che sia per tutti un martedì radioso. A domani con le prossime previsioni delle stelle. Faceva molto caldo a Brescia quel 4 agosto del 1978. Sul campo di atletica la leggendaria Sara Simeoni, allora 25enne, saltò la misura di 2 metri ed 1 centimetro. Fu un record del mondo, un primato che rimase imbattuto per ben 24 anni e che resta uno dei momenti più alti dello sport italiano. Come si dice quando senti un ronzio improvviso? In inglese si utilizza l'espressione someone's hair are burning, cioè le orecchie di qualcuno stanno bruciando. Noi italiani diciamo semplicemente mi stanno fischiando le orecchie. Anticamente si credeva che se il fischio era all'orecchio destro qualcuno stesse parlando bene di te, mentre se era all'orecchio sinistro si trattava di malelingue. Tra cielo e terra, tra scienza e avventura, ecco il mondo di Jules Verne. Fin da bambino sognava l'ignoto, tanto che ad 11 anni scappò per imbarcarsi verso le Indie. Diventando il padre della fantascienza, Verne non inventava solo storie, ma studiava migliaia di dati su fisica e tecnologia. È così che ha saputo anticipare il futuro, descrivendo sottomarini e viaggi sulla Luna molto prima che diventassero realtà. E ci salutiamo con la nostra frase del giorno, oggi riflessiva. Ho paura che il destino possa servire ad incoraggiare la rassegnazione nei disperati e l'autocompiacimento tra i potenti. Si può credere che il destino sia già scritto, ma a me piace pensare che lo scriviamo noi ogni giorno. Vi auguro una giornata fatta di scelte felici e magari tra queste che ci sia anche un bel tuffetto al mare. Ci vediamo domani, buona giornata dalla vostra Jaire.